Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi in questo video vi voglio rilanciare una clamorosa notizia di mercato spuntata nelle ore scorse, in particolare ieri sera. Infatti sarebbe stato trovato l'accordo con una società di Premier League per il trasferimento di un giocatore importantissimo, di un difensore centrale in arrivo appunto per Antonio Conte in sostituzione all'infortunato Buongiorno. Trattativa, accordo con la società totalmente raggiunto. Vi vogliamo adesso aggiornare su tutte le ultime mosse di mercato del nostro Napoli, ma prima brevemente, come sempre vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, I Signori di Napoli, il canale dedicato a tutte le ultime novità di mercato e non del nostro amato Napoli. Ebbene sì ragazzi, vi abbiamo già parlato nei giorni scorsi di questo forte interesse del Napoli di Antonio Conte per Kiwior, esperto centrale di difesa dell'Arsenal, centrale mancino. Vi ho già detto che nei giorni scorsi ci sarebbe stato un meeting tra Kiwior e Arteta nel quale il giocatore ha ribadito ancora una volta la sua volontà di giocare per Antonio Conte, quindi con il nostro Napoli. Arteta, che all'inizio ha rifiutato diverse offerte provenienti da altri club di Serie A, Inter e Juve su tutte, perché comunque valutava Kiwior un elemento fondamentale nelle rotazioni all'interno del suo Arsenal. Ad oggi però Kiwior ha continuato a puntare i piedi e nelle ultime ore, questa è un'indiscrezione che vi diamo in anteprima noi di Signori di Napoli, avrebbe trovato l'accordo con il club per una sua cessione nel prossimo mercato di gennaio. Mann ha lavorato a fari spenti con l'Arsenal in questi giorni, ha superato nettamente la concorrenza degli altri club come Inter e Juve e ha trovato un accordo con l'Arsenal per un prestito con obbligo di riscatto a giugno. Attenzione che l'Arsenal all'inizio era un po' riluttante rispetto a questa proposta, ma nelle ultime ore, forte anche della volontà del giocatore, ha raggiunto questo accordo con il Napoli. Cosa manca per la firma? Manca fondamentalmente un accordo tra lo Kiwior stesso e De Laurentiis per l'ingaggio, insomma, e Kiwior allo stesso tempo vuole essere sicuro di un suo riscatto totale a giugno, ma per questo non ci sono problemi. Si stanno limando gli ultimi dettagli relativi all'ingaggio, poi Conte finalmente avrà un rinforzo di spessore per la sua retroguardia. Attenzione, perché Kiwior, essendo sinistro, può essere impiegato anche come terzino sinistro una volta che Buongiorno avrà recuperato dal suo infortunio. Quindi Napoli Kiwior, affare addirittura d'arrivo, colpo secondo me pazzesco, soprattutto per le modalità, per l'accordo trovato con l'Arsenal, ovvero prestito e obbligo a giugno. Fatemi sapere anche nei commenti cosa ne pensate, se preferivate qualche altro giocatore. Attenzione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche, perché nei prossimi video vi diamo dei dettagli relativi al reparto offensivo del nostro Napoli. Quindi ragazzi, occhi aperti, commentate, ci vediamo al prossimo video. Ciao!